do il benvenuto a Italian Secret, Casa degli Artisti. Siamo nella nostra sala bianca. Benvenuti alla mostra Io Donna. Perché la mostra Io Donna? Sicuramente lo scopriremo lungo tutta questa serata. Sarà una bella serata e penso che sarà impegnativa. Ringrazio prima di tutto l'organizzatrice di questa mostra, che è Pia Molina. Ti ringrazio perché hai saputo organizzare anche questa volta una mostra con tanti artisti. Abbiamo riempito la sala, le scale, sono 16 artisti. Abbiamo riempito le sale su un tema che è davvero importante e che è molto sentito soprattutto in quest'ultimo periodo. Ringrazio tutte le istituzioni che sono presenti, che ultimamente ci seguite, e vi ringrazio davvero molto. E passo la parola a Vito Sutto, il nostro critico d'arte. Ti ringrazio. Passare la parola è una parola grossa. Allora io vorrei soltanto ricordare la logica di questa mostra, sottolineare come noi tutti, maschietti e femminucce, non possiamo sottrarci a quella che è la problematica sociale, di quella che è stata e che è ancora la violenza sulla donna, e quindi la dobbiamo denunciare con uomini in cultura. Questi pittori, questi poeti denunciano ciò che per molto tempo in tutte le regioni del mondo e in una parte del mondo ancora oggi viene negato o comunque sottovalutato. L'autore non può non vivere se non di tematiche. Si poteva fare una bella mostra con tutti i paesaggini del Friuli, invece è stata pensata una mostra proprio per mettere in evidenza come la violenza sulla donna deve essere assolutamente stigmatizzata da tutti coloro che vivono il consorzio umano. Potremmo noi maschietti sottrarci anche dicendo: beh, io non sono mai stato violento contro le donne, il problema non mi riguarda. Invece riguarda tutti, perché noi tutti siamo figli di una donna che potrebbe avere anche subito violenza, forse senza avercelo detto. Perché noi tutti siamo, o potremmo essere, fratelli di una ragazza che corre questo rischio o che l'ha corso, e perché noi tutti potremmo essere padri. Io sono padre di 2 ragazze che si muovono, una in una città complicata come Torino, un'altra per le strade, anche se è una donna di sport, allenatrice di pallavolo. Quando si muove di notte io mi chiedo quali rischi corre. Quindi questa problematica riguarda tutti, ma soprattutto il mondo dell'arte e della creatività non può sottrarsi dall'affrontare problemi. Uno dei prossimi problemi che io vorrei proporre è la bellezza artistica delle città italiane, e vorrei fare una mostra proprio con autori che vogliono sollecitare a conoscere le bellezze artistiche delle città italiane. Quindi le mostre a tema, abbiamo cominciato anche a fare delle collettive libere dove ognuno presentava quello che vuole. Casa degli Artisti, Italian Secret, organizza questa attività dal 2018. Mi soffermo qui anche perché ho esaurito le munizioni. Vi presento le persone alle quali passerei la parola per l'indirizzo di saluto. Sono dei nostri amici preziosi che vengono qui a trovarci, e io seguo proprio la scaletta che è stata fatta.
E dato che si tratta di donne, se mi permettete signori, la prima parola a Renata Capriadaronco, che è la Presidente del dell'UNESCO di Udine. Bene, grazie forte Vito, magnifico collega del Marinoni, stesso in materia italiano e storia, complimenti e grazie. E ti auguriamo di riprendere la voce al più presto. Naturalmente Basut, bravissima, che organizza questi eventi con grande maestria, passione, abnegazione. La Pia, che è veramente una donna unica, bravissima. E a tutti gli artisti che hanno portato queste opere fantastiche che parlano da sole. Quindi il saluto del Club per l'UNESCO di Udine e anche della Federazione Italiana, quindi adesso rappresento tutta la penisola. Io auguro di bene a tutti perché veramente attraverso l'arte, ricordo che l'ONU ha messo il 15 di aprile di ogni anno la giornata mondiale della bellezza dell'arte e nessuno meglio di voi, e quindi tu hai fatto una cosa straordinaria, Pia, complimenti, rappresentate questa tematica forte che fa parte di una giornata mondiale dell'ONU sulla violenza contro delle donne, degli uomini contro le donne. Ecco, grazie molte Pia e complimenti, bravissima. Presidente, l'onorevole Novelli è un nostro amico da sempre. Grazie Vito, intanto vi ringrazio dell'invito, grazie Pia e grazie a tutti gli organizzatori. Allora io, se permettete, vorrei dire un paio di cose. Innanzitutto attraverso l'arte si esprimono delle emozioni che poi molto spesso sono delle emozioni che fanno riferimento a situazioni della vita di ogni giorno in cui molto spesso ci sono dei drammi, ci sono delle situazioni spiacevoli, ci sono delle violenze. E il tema della violenza contro le donne è uno dei grandi temi di questo periodo, ma dico di questo periodo, in realtà è uno dei grandi temi di sempre, perché la violenza contro le donne ha avuto una sua evidenza nei paesi occidentali, non parlo dei paesi orientali, soprattutto in questo periodo. Io mi sento di dire una cosa: nel percorso politico di una persona a volte è importante anche riuscire a dimostrare qual è stato l'impegno sui temi di cui si parla. E io faccio riferimento a quello che è un trattato internazionale, che è la Convenzione di Istanbul, firmata nel 2011 da 45 paesi, chiamata Convenzione di Istanbul proprio perché fu sottoscritta a Istanbul, e che trattava il tema della violenza contro le donne. Qualche anno dopo poi la Turchia, che era la prima firmataria, ritirò la sua firma dalla Convenzione di Istanbul. Questo insomma dice parecchio. Bene, nel mio percorso politico più volte mi sono interessato all'argomento e nel 2017 ho avuto il privilegio di preparare ed essere il primo firmatario di una norma di legge del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, votata all'unanimità, che ha trattato un argomento che molto spesso non viene considerato come elemento sostanziale in un argomento così importante sul tema della violenza contro le donne, ed è il tema del recupero degli uomini maltrattanti. Perché gli uomini maltrattanti, tutti quanti noi sappiamo che a seconda del livello di maltrattamento poi incorrono in determinate sanzioni o naturalmente condanne penali, ma tutto questo normalmente, salvo il caso efferato dell'omicidio, si conclude in una pena che molto spesso rimette in circolazione l'uomo dopo poco tempo, il quale normalmente tende a reiterare il comportamento, in alcuni casi scorretto, o molto spesso, molte più volte, il reato. Bene, questa norma si occupa, come prevede peraltro la Convenzione di Istanbul, del recupero degli uomini maltrattanti, cioè l'uomo maltrattante che ha commesso un atto ignobile deve
avere la possibilità di essere inserito in un percorso che lo porta ad essere recuperato per evitare che reiteri il reato o il comportamento abominevole che ha attivato. Ecco, io ci tenevo a dire questo perché credo sia anche questo un aspetto importante di un argomento complesso, di un argomento sociologico, di un argomento culturale che si potrebbe discutere per ore, ma che ha bisogno di soluzioni che molto spesso, purtroppo, vedesi Codice Rosso, che è stato votato al Parlamento, in cui anch'io ho partecipato alle votazioni, non riesce a risolvere il problema. È un problema culturale principalmente e molto spesso non basta la reazione determinata dello Stato per cercare di arginare il problema. Quindi ognuno ci mette un suo pezzo, un suo tassello, e quindi ecco, mi sentivo di raccontarvi questa mia esperienza nel mio percorso politico, che credo, o almeno ho ritenuto perlomeno necessaria come naturalmente azione del Consiglio regionale nel suo complesso. Grazie. Un giorno ti proporrò un incontro con l'arte sul tema della prevenzione degli incidenti stradali e dell'attenzione nei confronti dei giovani e l'educazione alla strada, perché so che sei stato un maestro e ti ho sentito molti anni fa quando ti ho conosciuto. Lui è molto bravo. E adesso vi presento sul serio un consigliere regionale che è Leonardo Barberio, ci porta i saluti della regione Friuli Venezia Giulia. Grazie, è sempre un onore essere qui, ringrazio il padrone di casa, Vitto, Pia perché veramente ci coinvolge, in ultimo ma non in ultimo, anzi in primis agli artisti, perché riuscire a trattare un tema così delicato e trasformarlo in arte, come rubo a Pia questa affermazione, non è una cosa semplice, ma voi artisti veramente ce la fate. Come è stato detto, è un tema molto delicato, stiamo facendo tanto da tanti anni, però ogni giorno, o quasi ogni giorno, fortunatamente non ogni giorno, ma troppo spesso ci troviamo a leggere giornali, articoli di questo genere. Non lo so, io vorrei mettermi nella testa di queste persone che fanno queste brutte cose e pensare che quando devono fare qualcosa possa essere la loro madre o la loro figlia o la loro moglie o qualcuno, perché almeno una madre tutti ce l'hanno, anche se non hanno una moglie o non hanno una figlia, e quindi dovrebbero iniziare a pensare questo prima di fare qualcosa. Non lo so, cercheremo di fare ancora di più. Tanto vi ringraziamo voi veramente, perché artisti, organizzatori, veramente portate avanti questo discorso e questa sensibilizzazione che dobbiamo fare sempre di più, partendo dalle scuole, dai ragazzi, che sappiano veramente a cosa si va incontro e che queste cose non devono esistere. Speriamo un giorno di arrivare quando questo sia solo un ricordo, ma questo giorno purtroppo lo vedo lontano, perché malgrado tutto quello che si fa i risultati sono scarsi, ma effettivamente non è che si possa fare più di così. Quindi vi ringrazio, il Consiglio regionale sta facendo iniziative, continuiamo a farle sempre, continueremo anche più avanti, partono dal basso, dagli enti locali, il governo, tutto quello che però non basta, bisogna sempre fare di più. Quindi vi ringrazio di tutte queste iniziative e assolutamente continuiamo a tenere alta la guardia, perché assolutamente dobbiamo riuscire a che queste cose siano un ricordo. Grazie e continuiamo così, veramente grazie. E adesso vi presento il presidente del Circolo Culturale Quintino Sella, che ricorda questo grande statista che è stato il portatore della scuola Udine immediatamente dopo l'Unità d'Italia nel 1866. L'Unità d'Italia è datata 26 luglio per il Friuli Venezia Giulia. Mi correggo, per il Friuli, perché Trieste poi rientra il 18. E Quintino Sella è stato colui che ha voluto immediatamente portare la scuola, che più tardi si chiamerà Scuola Superiore, in quel momento era la Scuola d'Arte e Mestieri Giovanni da Udine. Il professor Ugo Falcone rappresenta questa istituzione nobile. Ringrazio. Grazie Vito, buonasera a tutti, buonasera agli artisti soprattutto, che dopo so che verranno citati uno per uno.
hai detto bene, Quintino Sella qui portò l'innovazione. Lui scrisse nel suo epistolario che non era felice di arrivare in Friuli, ma come ogni vero statista e pubblico ufficiale deve attenersi agli ordini e servire la cittadinanza, i cittadini, il popolo. Lui arrivò pur controvoglia in Friuli, che era lontano dalla sua Biella, dal suo Piemonte. Lui era un grande ex ministro, è stato un grande statista, padre della destra storica che fece l'Unità d'Italia insieme a Cavour, insieme a tanti altri. Però arrivò qui e chiese subito due cose fondamentali: la fondazione di una cassa di risparmio e società operaie di mutuo soccorso. Fondamentali, perché questi due enti crearono subito il benessere e la prosperità, non solo economica, aiutarono gli operai, gli artigiani, le arti e corporazioni, ma fondò, come già stavi dicendo, le prime scuole per gli operai. La società operaia di mutuo soccorso è la più antica del Friuli storico, 1866, fu costituita un mese e mezzo dopo la venuta di Quintino Sella come Regio Commissario straordinario per il Regno, appunto qui a Udine. Per dire cosa? Arriviamo ai tempi oggi. Prima, microfoni spenti, con l'amico Sutto si parlava di distruzione, trafugamenti di beni culturali, e io gli ricordavo che questi sono i miei filoni principali di ricerca del patrimonio culturale devastato dall'antichità ad oggi, ma gli ricordavo anche ciò che accade insieme al patrimonio culturale. Coloro che sono le prime vittime delle guerre sono le donne. Certo, i soldati muoiono in trincea, muoiono come adesso tra Ucraina e Russia, ma nei villaggi reconditi che adesso dove stanno combattendo, chi sono vittime di stupri? Le donne. Prima con l'amico Sergio Pacoli ricordavamo come una giovane ragazza, purtroppo in quel terribile periodo tra il 1943 e il 1945, solo perché fu trovata con una lettera del segretario comunale, no? Di una zona vicino Gorizia, fu fucilata con processo sommario dai partigiani. Ovviamente queste storie sono accadute da una parte e dall'altra, attenzione, in guerra purtroppo non si guarda in faccia a nessuno. Quindi non dobbiamo pensare che la violenza contro le donne sia solo dei fatti incresciosi e terribili che sono accaduti anche in questi ultimi giorni in tutta Italia, e poi dopo anche qua ci sono state polemiche su un libretto eccetera eccetera, è stato stampato eccetera. Bisogna anche guardare cosa è successo prima, perché noi abbiamo a breve il giorno per quanto riguarda la Shoah, avremo il 10 febbraio il ricordo delle foibe, quindi dove noi abbiamo, ha detto bene prima Vito, a volte noi non sappiamo neanche a volte di chi possiamo essere stati figli, e non lo dice a caso, perché ci sono situazioni veramente che io ho conosciuto signore, alcune portatrici carniche che avevano 100 anni, che hanno raccontato nella loro discrezione cosa accadeva durante l'occupazione austro-ungarica. Ecco, oggi non ci sono più ovviamente. Ecco. Quindi dobbiamo ricordarci come il Friuli ha vissuto proprio sulla propria pelle queste grandi tragedie che non sono solo collegate ad esse, ma anche alle grandi invasioni che hanno avuto. Una parola, perdonami Vito, voglio anche ricordare qui, ho visto, non dobbiamo parlare solo di tragedie, di morti, ma anche come da residuati bellici come quello di Sergio Pacoli nasce la vita dei beni culturali, a dischi in 12 pollici vedo di Giorgio Moroder, di Kay Jarrett, con quelle magnifiche decorazioni fatte, ecco, oltre a tutte le altre resto di arte contemporanea, astratte, nelle varie tipologie e manifatture che hanno diverse tecniche. Ognuno esprime il proprio dolore, il proprio messaggio, ma visto che ci sono diversi docenti, lo ricordava prima Renata Capria da Ronco, noi dobbiamo incominciare dalle scuole. Noi abbiamo l'educazione civica che è trasversale a tutte le discipline e dobbiamo ricordare settimanalmente ai nostri allievi, in quanto insegniamo, che questi messaggi non dobbiamo ricordarli solo quando ci sono le tragedie, sempre.
Ovviamente auspichiamo poi dalle forze politiche un inasprimento delle condanne, questo sì. Però poi anche c'è il discorso del recupero, perché poi alla fine non è che una volta condannato, noi sappiamo che molti sono recidivi, dobbiamo anche predisporre dei percorsi di recupero come si fa con gli alcolisti e con i drogati. Grazie, complimenti agli artisti e buona serata. Io vorrei ricordare anche alcune presenze, quella del presidente del Circolo Mansi, professor Matteo Mansi, quella dello scrittore Mauro Tudino, quella del manager Ettore Ribaudo, anche quella del signor Boccolini, che è consulente di estetica e comunicazione nel campo della moda. Poi, se ho dimenticato alcuni nomi, Pia aggiungerà anche la sua annotazione. Venendo strettamente agli artisti, io vorrei il loro contributo per una presentazione sintetica proprio di una trentina di secondi ognuno, per dire: io ho presentato questo quadro, questi quadri, per quale motivo? Andrea Pradissitto. C'è Andrea Pradissitto? Andrea Pradissitto, se ci sei ti avvicini al microfono e ti ringraziamo per il tuo contributo. Andrea Pradissitto porta il suo quadro, poi quando ci sarà più tempo ognuno di, ecco, se Pia ha qualche idea ce lo suggerisce. Allora, Pradissitto ha questo quadro qui che vedete, ok? E invece di avere un'ascia o una, come si chiamano? Un'ascia, ha una rosa. E lui è l'autore di questo quadro. Osserviamo una figurazione molto delineata. Ci troviamo di fronte a un autore che ha una personalità fortemente predisposta al disegno. La logica di questo quadro è che dietro questa rosa si nasconde la violenza. Alessandra Plett. Ecco, grazie. Quello che ci puoi dire della tua opera? Allora, io ne ho portate due, una è questo dipinto qua, un cuore che sanguina, praticamente poi c'è il simbolo delle scarpe e tutto intorno dei termini che sono appunto calpestati dalla violenza, quindi tutto ciò che rappresenta appunto un rapporto o una famiglia viene calpestato dalla violenza. E poi il volto femminile. Grazie. Fabiana Biasioli. Eccola, grazie. Allora, la mia opera è esposta nella saletta dall'altra parte. Ho rappresentato una ragazza e rappresenta la sofferenza profonda dell'anima che c'è, avvolta dal nero praticamente, perché molte volte chi sta vicino non vede. E ci sono i colori rosso che rappresenta proprio la sofferenza e l'oro per la preziosità del valore della vita. Grazie. Cristina Krast ha portato quest'opera, la persona che ha portato l'opera è Cristina. Ah, Cristina, ecco. Cristina Krast ha portato quest'opera. Ok, prego. Grazie, io ho portato quest'opera che si intitola Identità violate. E quel bastone rappresenta praticamente il serpente, perché all'inizio anche Eva è stata ingannata dal serpente, quindi per me quello è l'uomo che ci inganna all'inizio, che sembra tutto colorato, e questo invece sono dei volti, sono delle farfalle, perché per me la donna è diciamo fragile come le ali di farfalla e non bisogna toccarla. Grazie. Vi invito a conoscere anche Tiziana Stocco, che è pronta per spiegare la sua opera. Grazie. Buonasera a tutti. In realtà la mia opera si chiama Scaglie di luce ed è quella lì. E riconoscete il volto della Madonna, che è un mio disegno precedente della Pietà che si trova a San Pietro. E quest'opera era già pronta, mi sono proposta io a Pia in realtà, perché trovo che la Madonna sia la figura in assoluto più inviolabile, quindi quando viene rotta, no, io penso a una donna che viene violentata o gli si è fatto del male, ma qualsiasi altra persona, penso ognuno di noi,
prova una crepa, una rottura dentro, un frammento, no? Quindi ho pensato che fosse un'immagine forte, ma un'immagine anche che potesse portare alla luce il fatto della violenza. Ma voglio anche ricordare il fatto che, se vedete bene da vicino, poi quando avete un attimo, c'è una tecnica tipo, si chiama kinzushi. Io ho ripreso tutte le parti, che significa, è una tecnica giapponese. Significa che bisogna impreziosire le nostre ferite che ci rimangono dentro, perché ognuno di noi penso che ce li ha, e cercare di andare avanti se si sopravvive, no, alle violenze. E comunque bisogna sempre denunciare tutti i tipi di violenze, penso a Gervasutta ultimamente, penso a qualsiasi forma di violenza. Bisogna sempre noi artisti essere in primo piano e farci conoscere così. Grazie a tutti. Maria, la Madre di Cristo, che soffre la violenza di vedere suo figlio in croce morto per i peccati del mondo, affinché ognuno di noi abbia salvezza se crede in Lui. Maria Alda Basso, se non c'è, chiedo aiuto per presentare la sua opera perché non la conosco. Non c'è, è giù al quadro di Alda Merini. Quindi un richiamo alla poetessa Alda Merini. Sì, è sotto sulle scale, è proprio il suo viso. Sì. E intanto andiamo a Sonia Magli. Sonia Magli arriverà più tardi perché ha un negozio di parrucchiera e purtroppo fino alle 7. Ci mostri il suo quadro? Ecco. Il fiore, un fiore nero. Un fiore nero. Che sanguina, lacrime bianche e rosse. È proprio la donna. Quindi la coniugazione tra le lacrime e il fiore, vediamo. Esatto, perché altrimenti sarebbe stato carne e sangue, ma in questo caso sicuramente l'artista ha voluto ridefinire completamente l'opera con sangue bianco in contrapposizione col fiore nero del lutto. Grazie per questo contributo. Isabella Corti. Eccola qua. Grazie Isabella. Buonasera, io sono Isabella Corti, grazie per questa opportunità. Ho dipinto i dischi vinili che vedete alla mia destra, perché amo molto, oltre all'arte, la musica, che è una via di fuga per tutti noi, per scappare dalle sofferenze. È un momento meditativo, dipingere, anche ascoltare la musica, e soprattutto prima della morte dobbiamo pensare che c'è la vita, ed è durante la vita che abbiamo bisogno di chiedere aiuto, se c'è bisogno di chiedere aiuto e di tendere una mano alle persone che hanno bisogno nel momento in cui appunto c'è bisogno, la nostra presenza. Grazie e buona serata. Grazie. Roberto Lirussi. Roberto Lirussi è qua. Buonasera a tutti, vi ringrazio, un ringraziamento a tutti per avermi dato questa possibilità di presentare queste mie due tele che avevo già pronte. Simboleggiano entrambi, sono costituite, sono composizioni più che dipinti, sono opere che recano delle rose. Non per caso ho fatto il fiorista per 40 anni, nel DNA mi è rimasto questo. La rosa rossa è intricata di fili che la fanno comunque emergere nel suo essere donna, e la rosa nera che sale in cielo dopo il momento di violenza. Il blu di quest'opera, che a me piace molto sinceramente, simboleggia il colore che da sempre, dal Medioevo al Rinascimento, rappresenta la Madonna, e quindi la madre di tutte le madri, di tutti i padri, di tutti i figli. Quindi ho queste due opere che secondo me anche nell'antichità la donna è sempre stata rappresentata, parliamo anche di Dante, come un fiore, e come un fiore deve essere trattata. Grazie a voi. Grazie. Mauro Vidoni. Vi faccio sentire da lui una sintesi felice di quello che mi ha raccontato con grande partecipazione. Sì, ti ringrazio molto. Io sono Mauro Vidoni, faccio arte onirica, la chiamo, perché è molto legata al sogno, all'immaginazione e alla proiezione di quello che non esiste. Ho portato quei due triangoli che rappresentano le due gemelle, dove c'è la tenerezza, diciamo, della donna, sospesa nel suo mondo sognante, no? Moreno Budulig.
porta due poesie. E allora preferisci che ti tenga il microfono? O Meglio, meglio, tu? perché lui è Ok. un po'... Poi, Grazie della lettura. grazie a voi che siete qua e vi chiedo scusa se sono un po' così, ma un po' la mia difficoltà, un po' la parola, però io cercherò di leggere la poesia, e perché io come nel mio cuore ho molto caro il tema della donna come persona, non donna come oggetto. Allora la prima poesia si chiama Tutto e nulla se non ci sei tu, tutto e nulla se non c'è l'amicizia, tutto e niente se non c'è l'amore, tutto e niente se non c'è la più splendida creatura veramente che Dio ha fatto, tutto o niente. Con lei c'è l'amore, se la rispetti. Con lei hai la famiglia, se la ami. Con lei hai lei, se la prendi con il cuore. E lì Vuoi che la leggo io? sussurri, ti amo per come sei. Scusate un po' la donna, scusate. Grazie. E adesso uno scultore di fama internazionale, naturalmente lo sapevamo, e si tratta di Sergio Pacori. Questa alle mie spalle è la scultura, io mi siedo che così la potete apprezzare. Io sono nato in un paese che è stato bombardato durante la prima guerra mondiale. La gente del paese diceva che c'erano più schegge che sassi, e aiutando il mio amico a disinnescare una bomba, dopo, quando non riusciva a disinnescare, mi mandava via una decina di metri scoppiata. Però questo non mi ha cessato l'amore per le schegge, e questo amore è continuato avanti, e ho cominciato a fare queste sculture che in questo caso qua rappresentano proprio la violenza contro le donne. E questo qua forse è proprio una domanda: è ieri, oggi e domani, quindi la violenza era una volta e forse continuerà, speriamo di no. Noi facciamo di tutto perché non si fermi questa violenza, però la gente, gli uomini spesso non seguono questo consiglio, si lasciano trascinare proprio e quindi io ho passato, nella seconda guerra mondiale, ho passato di cotte e di crude, ho provato la prigionia dei Titini, ho salvato 6 soldati italiani che erano a casa mia e durante una perquisizione del mio appartamento. Appena finita la guerra ho salvato una ragazza che stava negando nell'Isonzo, e quindi per quello mi hanno anche nominato Cavaliere della Repubblica per meriti di guerra. Ma quelli dell'avventura, per esempio, vi racconto solo questa: nel maggio 1945 i partigiani avevano invaso Gorizia e sono rimasti per un mese circa, e in quel mese lì andavano a perquisire tutte le case per trovare i fascisti. A casa mia erano venuti 6 soldati italiani che erano scappati dalla Jugoslavia e aspettavano che l'Isonzo calasse di intensità in modo da poter dopo attraversarlo e andare a casa. Una notte, proprio a mezzanotte in punto, mentre suonavano i 12 rintocchi della campana, ho sentito battere il fucile contro il portone della mia casa, che aveva 4 piani. Sono andato io sotto, siccome parlo anche sloveno, allora ho parlato con questa pattuglia e li ho accompagnati nel primo piano. Lì li ho fatto perquisire tutto il primo piano, li ho portati nel secondo piano, li ho indirizzati dai miei vicini e dopo li ho trascinati subito al terzo piano e al quarto piano, e dopo li ho accompagnati subito
sotto via, quindi non hanno trovato niente. I 6 soldati italiani, se io non fossi stato, avevo 12 anni, mica tanti, e quindi se non fossi stato così furbo quella volta, non so, sono riuscito a deviarli e saremmo stati tutti in foiba, perché a quel periodo là tutti quelli che venivano soldati italiani o fascisti o una cosa o l'altra venivano infoibati, e quindi io così nella mia ingenuità con qualcosa e anche sapendo anche indirizzarli e parlare in sloveno sono riuscito a deviarli e portarli via, e per questo mi hanno nominato Cavaliere della Repubblica. Un incontro di ampia lettura. Io vorrei ricordare anche Maria Raffaella Mazurco del progetto Il Cuore, che è un progetto che vuole... È un progetto che praticamente la mamma di Jay, che è morta l'anno scorso purtroppo, ha lasciato nello sgomento la sua mamma purtroppo, e con questi ferri di cavalli, aveva 2 cavalli questa ragazza, e la mamma li ha presi con sé, ha aperto questa stalla con i 2 cavalli e attraverso i cavalli praticamente aiuta le persone che perdono i figli, sia per violenza e sia per incidenti. E i suoi ferri di cavallo è un simbolo del cuore di Jay. Quindi, progetto Il Cuore. Abbiamo parlato di tante cose. Professor Mansi, Circolo Mansi, soddisfatto di questo incontro? Senza dubbio soddisfattissimo, anzi è stato un piacere, un onore poter condividere con voi e quindi con l'amico direttore Sotto, nonché con l'architetto Pasotto, ma soprattutto devo dire onore all'artista Pia, ma a tutto il gruppo delle artiste e artisti che hanno condiviso questo percorso. Noi come Circolo Mansi siamo una piccola realtà che sosteniamo in tutte le forme l'arte, gli artisti, al punto tale che spesso le nostre iniziative vengono fatte in maniera gratuita, se non magari spese vive, e per una volta ci abbiamo anche rimesso, però siamo orgogliosi di questo percorso, consapevoli che l'arte è uno strumento fondamentale per migliorare il mondo. Quindi complimenti a tutti voi, in particolare al grande sforzo degli artisti. Per le conclusioni lascio la parola all'architetto Pasut, che è il padrone di casa. Pia, sai ancora qualcosa da sottolineare tu? No, basta, è già fatto. Allora io andrei direttamente all'architetto Pasut. È una grande avventura quella di Casa degli Artisti. Sì. Siamo stati chiusi soltanto nel periodo del Covid, però i quadri erano dentro. Vito, ti ringrazio, vi ringrazio tutti per essere stati presenti, ma invito chi abbia qualche cosa da dire, se qualcuno vuole fare un intervento, non so, Ettore... Mario, Mauro Tonino, vuoi parlare un attimo? Anche tu, Mauro. Grazie, buonasera a tutti. Sono Mario Boccolini, come è stato ricordato mi occupo di moda, sono nel mondo della moda e devo dire intanto grazie per l'invito a Pia, grazie per l'invito a tutti gli altri amici e sentendo anche la presentazione e parlando a fondo di questo argomento mi è tornato alla mente un episodio. Io ho avuto la fortuna di collaborare per un paio d'anni con la rivista Vogue Italia quando era direttrice, o meglio direttore, perché lei vorrebbe essere chiamata così, Franca Sozzani. Nel 2014 lei fece, come sempre, un passo in avanti rispetto a tutti, presentando un numero di Vogue che si chiamava Cinematic ed era proprio un numero dedicato alla sollecitazione e alla apertura di un faro sulla problematica della violenza contro le donne. Questo shooting fu fotografato e realizzato da uno dei più grandi fotografi mondiali che era Steven Meisel. E vi esorto ad andare a riguardarlo. Io adesso con i nostri
telefonini sono andato anche a richiamarlo perché ricordavo le immagini ma ho voluto approfondirle, e già lì si nota proprio questa necessità di tenere sempre un faro acceso su questi problemi enormi, e mi ha colpito che dal 2014 ad oggi siamo ancora qui a parlarne. Questo vuol dire che comunque è un argomento che purtroppo è ancora di attualità, e speriamo di non doverne più neanche parlare. Grazie, buonasera. Allora, buonasera a tutti, ringrazio Pia, grazie Vito. È vero, l'arte è da volano, e l'arte rappresenta Shining, il fiore, la sofferenza e la maternità. Cominciamo effettivamente, qualcuno ha detto prima di me, dalle scuole. È vero, le scuole. Si parla tanto di bullismo. Sapete che le scuole hanno emanato delle circolari mediante le quali non è tollerato il bullismo. Però quante direttrici scolastiche lo mettono in pratica? Qualche mese fa sui giornali è uscito un articolo veramente, per dire, illuminante, ma scandaloso nello stesso tempo. Un professore a Udine, delle superiori, abusava delle sue allieve. Quelle allieve che sono state date a lui per avere un insegnamento. Bene, non è soltanto il resto d'Italia il problema, ma ce l'abbiamo anche qua in casa, dietro l'angolo. Allora cominciamo a evitare che i bulli di periferia, oserei dire io, la facciano da padrone. Qui abbiamo dei consiglieri regionali. Perché non si crea, non so, una task force per evitare di arrivare a questo livello? Perché non si mette in pratica la circolare? Sono belle parole, belle azioni, ma alla fine finiscono in una bolla di sapone se nessuno denuncia o perché hanno paura di un brutto voto. Qualche giorno fa sul giornale è uscito anche un altro articolo, la ragazza molestata per il suo abbigliamento, oppure ancora le ragazze della ginnastica artistica della nazione italiana. Non è un problema di violenza solo sessuale, ma anche psicologica. Una donna, qualcuno dice, va trattata come un fiore, no, ma neanche trattata come un fiore, perché il fiore può avere le spine, fa anche male. Rispettiamo la donna, educhiamo anche gli uomini a rispettarli, a rispettare le donne, perché un vecchio proverbio cristiano dice non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Io aggiungerei anche alle tue figlie, alle tue mogli, alla tua moglie. Grazie. Un intervento anche questo. Aspetta un attimo, c'è Mauro Tonino, che è lo scrittore storico. Mauro Tonino. Grazie. Un paio di considerazioni. Io nei miei libri ho toccato alcune volte il tema della violenza, i libri di saggistica storica, uno in particolare perché a breve, il 10 febbraio, c'è il giorno del ricordo, e il testimone di questa epopea tragica è Norma Cossetto. Io ho avuto modo di intervistare l'ultimo testimone delle foibe, è morto 2 anni fa, 99 anni, ed era stato proprio una delle persone che aveva lavorato al recupero di questa ragazza violentata per una notte intera e poi probabilmente forse, anzi senza forse, gettata giù ancora viva in foiba. Per dire che cosa? Che il tema nelle guerre lo diamo quasi per scontato, ovviamente la violenza la fa da padrona, però cito anche altri aspetti. Io negli anni 90 ero andato a fare una lunga vacanza in Turchia, vedevo che a Istanbul e in buona parte delle città, Ankara ma anche altre, a parte le città prettamente religiose, le ragazze erano vestite come a Udine, non avevano problemi di abbigliamento, a volte anche più succinte delle nostre ragazze, che vuol dire che quel paese aveva fatto un passo avanti. Sicuramente oggi c'è un passo indietro. Allora, per dire che cosa? Che noi ci auspichiamo di chiudere questa partita della violenza sulle donne un giorno
Io mi auguro che questo accada il prima possibile, ma è un aspetto che ci fa ricordare che l'attenzione deve essere sempre presente. Un paese che si stava avviando verso la modernizzazione ha fatto dei passi indietro anche su questi aspetti, quindi vuol dire che cosa? Che non è un dato acquisito, bisogna monitorare costantemente. Per quanto riguarda noi, abbiamo le norme, sicuramente potranno essere migliorate, appesantite su alcuni aspetti, però abbiamo la Costituzione, siamo un paese civile, non siamo in guerra, siamo un paese occidentale, quindi dal punto di vista culturale siamo, tra virgolette, abbastanza evoluti su questo aspetto. Abbiamo fatto dei passi avanti, voglio richiamare il voto alle donne, ma insomma è tempo passato. Eppure ci troviamo quasi quotidianamente ad affrontare questo aspetto, in particolar modo i femminicidi, sembra quasi una tragica contabilità, eppure questo accade in un paese civile. Il che vuol dire che cosa? Che dobbiamo, al di là degli aspetti delle norme, al di là che le istituzioni devono farsi carico di questi problemi e trovare le soluzioni, è un problema, come diceva Vito Sutto, di cultura. Di cultura perché? Perché formare cittadini, nel senso proprio dell'accezione della parola, presuppone che questo deve imparare a rispettare se stesso, a rispettare gli altri. E dall'altra parte plaudo l'aspetto dell'arte, perché come diceva Sutto, l'arte è bellezza. Ecco, la violenza è l'esatto contrario, è qualcosa di brutto, e quindi credo che testimonianze come queste, quindi un ringraziamento anche agli artisti, a Pia Molina ovviamente che è il cuore di queste iniziative, a continuare, perché diciamo che l'attenzione deve essere mantenuta, anche perché noi dobbiamo fare un lavoro anche a casa nostra, nelle famiglie, nelle relazioni. Però io credo che continuare a manifestare questi aspetti, a ricordare che bisogna rispettare le persone, perché una donna è una persona, e quindi bisogna proprio lavorare dal punto di vista culturale. I dati purtroppo non sono belli e quindi questi ci impongono a continuare. Grazie. Ci sono altri interventi? Qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Mi pare che abbiamo parlato molto. In aggiunta sì, si può concludere con... C'è Chiara Zoratti della Commissione Pari Opportunità. Buonasera, se vuole fare un breve intervento. Buonasera. No, sono contenta di vedere anche diversi uomini, perché come commissione organizziamo diversi eventi, però quasi sempre le partecipanti sono donne, quindi si parla del problema magari, ma parliamo tra di noi e questo di solito non è bello, quindi questa sera vedo che insomma la realtà è diversa e sono contenta, ecco, insomma, quindi al limite si potrebbe anche collaborare, insomma sentirci anche, no? Io penso, per concludere questo splendido evento, che rimanga in mente a tutti che il rispetto è fondamentale e ognuno può fare del proprio, perché spesso si dice, sia per quanto riguarda la violenza contro le donne, sia anche per discriminazioni in genere, che si deve fare, devono fare le istituzioni, devono fare i nostri vicini. No, ognuno deve fare in prima persona, quindi se vedete qualcosa denunciate, avvicinatevi, non voltatevi dall'altra parte, perché penso che sia molto importante anche questo, perché ognuno può fare del proprio meglio per limitare e ridurre questa piaga che è il tema di questa mostra Io Donna, Stop al Femminicidio. Vi ringrazio tutti per essere stati presenti e do l'ultima parola al nostro poeta. Scusate, poi vi leggo, perché come io questo tema l'ho molto a cuore, però ogni tanto vedo, sento, no, che una donna entrata la notte gli subisci di violenza, chiama aiuto, nessuno ti ferma, tutti fanno finta di niente,
anche la polizia. Quello non lo La so. polizia aspetta 20 minuti prima di intervenire. E allora sì, o i film purtroppo è la realtà, perché tante volte si vedono o ero in strada e nessuno mi ha aiutato. Vuoi che leggo io? Sì, è così. Ok. Ti do onore a Pia perché mi stima. Io purtroppo con la mia difficoltà di leggere con la mia emozione. Scusatemi tanto. Dai, tengo il microfono, lui legge perché è il professore. Onore Pia, lei, brava. Scusate, ma... Ancora donne uccise, ancora donne stuprate, ancora. Chiedono solo amore con l'uomo della loro vita e in cambio sono tradite senza saperlo e umiliate come donne. Dappertutto si parla di loro, per pietà, a lungo e dopo ci si dimentica di loro. E loro continuano a morire e i figli a restare senza le loro mamme. Non c'è giustizia per loro, se no solo a parole. Si promette giustizia e dopo tutto come prima. Svegliamoci. Oggi sono loro, domani forse toccherà a altri. Fermiamo questo massacro. Torniamo a desiderare la donna come amore. Non promettiamole amore se non siamo sicuri di donarle amore. La loro vita va rispettata e ognuno di noi lo può fare. Basta non donarle violenza, ma dolcezza e farle sentire come una parola sola. Ti amo, ma detta con il cuore importante solo per chi ama. Arriviamo alla conclusione di questo splendido evento che è stato davvero molto partecipato e molto intenso, e di questo ne sono non felice di più. Grazie a te. Ringrazio tutte le artiste, tutti gli artisti, i poeti, gli storici, le istituzioni che sono intervenute. Vi ringrazio doppiamente non solo per essere intervenute, ma per quello che farete in futuro, perché penso che sia molto importante. Per quanto riguarda Italian Secret Casa degli Artisti, vi invito a mettere un mi piace su tutti i nostri social, perché così potete sia seguire i nostri eventi e sia anche condividere, quindi per il mondo dell'arte e soprattutto per poter implementare e migliorare sempre di più e per riuscire a continuare a fare eventi come questo. Ringrazio Pia, la nostra organizzatrice di questo splendido evento, e ringrazio Vito Sutto, nostro critico d'arte e nostra colonna. Che abbiamo fatto il filmato l'altra volta. Sì. Allora io vi lascio, per chi vuole, dei biglietti qua, sui quali ci sono scritti tutti gli indirizzi dei nostri social, così c'è sia Instagram, Facebook, YouTube, dove potete vedere anche i video degli eventi scorsi. Abbiamo pubblicato pochi giorni fa il video di Autumn in Love, la mostra che abbiamo fatto un paio di mesi fa, sempre organizzata da Pia Molina. Vi invito a vedere i video perché sono belli e sicuramente potete rivivere l'evento e non solo. Ultimissima cosa, vi invito a essere presenti anche il prossimo 25 gennaio, sempre alle ore 18, perché inaugureremo la mostra che adesso si tiene nella nostra galleria al piano terra, che si intitola Marino, Leonardo e Michelangelo. Vi invito anche a passare adesso prima di uscire, però ci saranno delle news per il 25, quindi vi invito a essere presenti. Grazie ancora a tutti, rimaniamo assieme con un brindisi.